è una struttura che nasce come struttura che rispetta l'ambiente, cioè dove c'è un risparmio energetico importante, cioè la salute, l'assistenza delle persone fragili che hanno bisogno di essere assistite in una RSA che rispetta l'ambiente, salute e rispetto dell'ambiente. È un giorno di festa, è un giorno bello, un giorno di gioia, perché stiamo inaugurando e aprendo una struttura che sarà al servizio dei nostri paesi. Dotare una struttura all'avanguardia e all'altezza del territorio che possa dare i servizi ai nostri anziani. Una struttura di questo tipo è una struttura che dà servizi e dà lavoro e quindi aiuta a far crescere il nostro territorio. Quindi grazie anche per questo. Queste siano delle strutture che oggi più che mai diventano essenziali nell'assistenza, nella presa in carico del tessuto più fragile e più debole. Perché se noi guardiamo a una società che sta invecchiando sempre di più, in cui c'è anche un tessuto sociale, demografico, familiare che è molto diverso da quello che c'era anni fa, è chiaro che questi diventano punti di riferimento importanti e essenziali. Finalmente si sta realizzando un sogno, ma questo sogno è ancora più bello perché incontra i sogni, le aspettative, le speranze di molti di noi che sono qui dentro oggi a festeggiare con noi per ciò che significa proprio centro servizio, perché è una comunità, è accogliere l'anziano come risorsa, è dare valore all'intergenerazionalità, al valore del dono. Ravviva in noi, o Padre, nel seno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore, e benedici questa casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi facciamo molta formazione e adesso, proprio perché c'è mancanza di personale, stiamo cercando direttamente con la Regione, abbiamo già fatto richieste attraverso le scuole di formazione del territorio per fare corsi diretti.